È il momento di fare chiarezza. È uno degli ultimi atti che pongo in essere come consigliere comunale di questa città ed è un atto coerente con la mia storia. È un atto che mira a salvaguardare i poveri, i malati, i meno abbienti e a colpire furbastri che pensano di arricchirsi in danno ai cittadini. Il furbastro è oggi un politico, il candidato assessore Paolo Minacori. Guardate un po' che furbata che fa in danno agli agrigentini. Ha acquistato questa bella farmacia e fino a lì merito suo, della sua famiglia per l'acquisto. Poi è diventato proprietario, non so attraverso quali negozi giuridici, del piano ammezzato. Il piano ammezzato però ha un'altezza inferiore ai 2,5 metri e quindi non può essere adibito a studio medico. Il furbone Minacori, che oggi si candida a fare l'assessore per la nostra città, nell'interesse e per nome di quell'associazione di furboni che è Polis, ha ritenuto di adibire quei locali illecitamente, con violazioni di legge, a studi di una decina di medici, in modo che i pazienti, appena hanno la prescrizione, scendono, escono da quella porta e vanno direttamente nella sua farmacia. La salute del cittadino viene ampiamente calpestata perché appunto, essendo i tetti più bassi di 2,50 metri, all'incirca 2,40 metri se non meno, non hanno quella salubrità richiesta per allocare studi medici e soprattutto pazienti ed ammalati. Ma guardate ancora la furbizia. Da bravo berlusconiano, facendo le norme e le leggi ad personam, Berlusconi Minacori tenta di farsi approvare dalla Regione una norma su misura, una norma che prevede che appunto gli studi medici, gli studi professionali possono allocarsi in locali inferiori ai 2,50 metri mediamente. Fortunatamente la Regione siciliana con questo atto, datato 19 luglio 2011, gli ha dato un bellissimo ceffone al nostro speculatore e ha rigettato la richiesta di avere adibiti questi locali a studi medici. Adesso l'azienda sanitaria e i vigili urbani dovranno provvedere come la legge prevede, sanzionando chi fa queste cose contro i poveri, contro i malati e pensa per giunta di amministrare la città per fare logiche di arricchimento personale.